Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione giorno del nostro audio video giornale. Apriamo subito con Ultima Ora, abbiamo parecchia cronaca, devo aggiungere, insomma, per dire che dalle 11 di questa mattina, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Soccorso Alpino, al lavoro in Val Pesarina alla ricerca di una persona dispersa sulla ferrata nei pressi di Prato Carnico. È stato un escursionista a udire in lontananza la richiesta di aiuto e allertare i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza 112. Sul posto anche l'elicottero della Protezione Civile. Al momento comunque non si hanno aggiornamenti. Per quanto riguarda invece l'incidente in Carnia, adesso cambiamo argomento per dire che ne avevamo già dato notizia nel corso della mattinata, purtroppo c'è stato un grave incidente dall'esito mortale. Giancarlo Di Ronco, 74 anni, è morto questa mattina lungo la strada statale 52 bis Carnica, al confine tra Sutrio e Paluzza, nel violento frontale tra la sua e un'altra auto che procedeva nel senso opposto. Sul posto sono giunti celermente i sanitari con l'ambulanza da Tolmezzo. Alla fine tutto inutile. L'uomo è deceduto sul posto causa le gravi ferite riportate. In codice giallo l'altro automobilista coinvolto nel sinistro. Pulizia e messa in sicurezza della sede stradale da parte dei vigili del fuoco. Rilievi di legge da parte dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo. E adesso cambiamo argomento e parliamo di iniziative legate al mondo dell'economia con il prossimo servizio. Assessore Bini, oggi sono stati presentati dati importanti per quanto riguarda l'economia del Friuli Venezia Giulia nel corso del convegno Economia e Lavoro dopo la pandemia. Lei ha lanciato un forte richiamo all'importanza di investire nel Friuli Venezia Giulia. Beh sì, è fondamentale, gli investimenti creano imprese, le imprese creano dei posti di lavoro. Oggi sono stati palesati dei dati molto importanti, dei dati che verosimilmente manco noi ci aspettavamo, così importanti, col segno più sia da un punto di vista occupazionale ma anche da un punto di vista del prodotto interno lordo. Una regione che evidentemente in questi anni ha saputo lavorare bene, una regione che evidentemente in questi anni è riuscita a creare un ecosistema solido, forte, in grado di resistere in questa fase molto difficile. Il lavoro è appena iniziato, adesso quello che noi dobbiamo fare è far sì che gli imprenditori vedano la regione Friuli Venezia Giulia come una regione fertile all'interno della quale venire a investire i propri denari e quindi creare posti di lavoro. Con Sviluppo Impresa abbiamo così messo le fondamenta per un tanto, ci sono politiche di defiscalizzazione, c'è la possibilità di avere delle zone di vantaggio fiscale, insomma diciamo che la Regione Friuli Venezia Giulia ha tutti gli ingredienti al fine di una riuscita nel breve, anche nel breve, di quelli che sono gli intendimenti che la stessa si è posta. Torniamo in studio con un'altra notizia che ci è appena giunta in redazione per dire che è in corso da parte dei Vigili del Fuoco di Pordenone il recupero di 2 canoiste a San Odorico in comune di Sacile nei pressi del Camposanto sul lato dove scorre il fiume Livenza. La segnalazione è giunta alla sala operativa attraverso il numero unico di emergenza. Le 2 ragazze erano a bordo del kayak mentre stavano affrontando un tratto difficile del fiume e sono cadute all'interno. In corso il loro recupero. Sul posto anche i sanitari del 118. E adesso andiamo a Monfalcone per dire che sviluppo, lavoro, sicurezza, avvio degli interventi precedentemente individuati al centro dell'incontro di oggi in Porto tra il sindaco Anna Maria Cisint, Vittorio Torbianelli, segretario generale dell'autorità portuale, Sergio Signore, general manager del porto di Monfalcone e le rappresentanze sindacali.
appuntamento importante per fare il punto sullo stato dell'arte, stringere i tempi sull'avvio dei lavori individuati con i 4 milioni di euro stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e proseguire il percorso di monitoraggio sui lavori ancora non attivati. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa flash. Come sempre nel corso della giornata aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net, in live intorno alle 17:30/18. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.